Nato in un pomeriggio di primavera del 2002 a Vicenza, città in cui ricorre quest'anno la sua 13ª edizione, il Festival Biblico è diventato un appuntamento culturale importante e distintivo per tutto il Triveneto e anche per la città di Verona. Oltre 200 eventi nel diocesi di Vicenza, Verona appunto, ma anche Padova, Rovigo, Trento e Vittorio Veneto. Dal 19 al 22 maggio, per la sesta volta, ritornerà nella città scaligera. Il tema di quest'anno, dal titolo Felice chi ha la strada nel cuore, sarà il viaggio, nelle sue numerose declinazioni, reali e metaforiche, esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica e reading. Noi veronesi, avendo questa specie di museo a cielo aperto meraviglioso che è Verona, offriamo un viaggio vero e proprio, circostanziato all'interno di un territorio, quindi non su tutta la città di Verona, ma su una parte, in questo caso sulla sinistra Adige, dove attualmente è in funzione il progetto Verona Minor Jerusalem, quindi una sorta di ampliamento su 20 tappe di questa zona. Pensiamo a Colle San Pietro, Colle San Zeno e Veronetta. In 3 giorni saranno visitabili non solo le chiese sulla sinistra dell'Adige, ma tutta una serie di luoghi, alcuni davvero inediti, come suggerito dallo stesso Don Signoretto. Penso alla Rondella delle Boccare, questa fortificazione del Cinquecento che molti non conoscono, oppure alla loggia del Marcola dentro il seminario con le costellazioni affrescate nel soffitto, restaurate, con la possibilità di fare un percorso dei viaggi nello spazio, una mostra molto curiosa, con una tuta spaziale, delle immagini, delle figure anche un po' inedite,